Ciao a tutti gli amici di Sicilianaria, sono Andrea Rebuzzi e sono il regista di Un Professore 3. Intanto ringrazio appunto gli amici di Sicilianaria per l'ospitalità e rispondo ad alcune domande che mi sono state inviate, la prima delle quali è come nasce la mia passione per il cinema. La mia passione per il cinema, come potete vedere anche da qua, è una diretta conseguenza della mia passione per i fumetti e io da disegnatore mi sono avvicinato molto a quel mondo nel momento in cui ho cominciato a frequentare alcuni disegnatori professionisti che qui a Roma svolgevano anche attività di illustrazione per il cinema e da lì ho cominciato ad appassionarmi al cinema, soprattutto, almeno inizialmente, al cinema di genere, quindi l'action movie, il thriller, l'horror e quant'altro, per poi spaziare sul cinema di autore col tempo e con l'ampliarsi dei miei interessi. La mia esperienza su un professore sul set di un professore è straordinaria e continuo a sentire e ho visto giusto l'altra sera i ragazzi, soprattutto tutto il cast, un rapporto meraviglioso che era già stato instaurato precedentemente, avendo io lavorato come aiuto regista sulla seconda serie. E sono dei ragazzi straordinari. Sto parlando chiaramente degli alunni, ma questo non esclude assolutamente Alessandro Gasman, che è un attore sul quale è l'attore sul quale tutto il pilastro si fonda tutta quanta la struttura della serie e regge benissimo la serie sulle sue spalle proprio perché è il personaggio di Dante, è quello che forse gli appartiene di più fra le cose che ultimamente ha fatto, è un personaggio molto vicino a lui, è un personaggio che ha gli stessi suoi interessi e soprattutto le stesse sue pulsioni, che sono quelle della, della passione dell'insegnamento, la trasmissione di certi valori ai ragazzi, e ci troviamo molto bene anche nel ruolo di padri, e siamo entrambi padri e spesso parliamo di questo per partire su un discorso che poi si allarga spesso alle tematiche che dobbiamo affrontare. Quindi con Alessandro c'ho un rapporto, mi permetto di dire, di stima reciproca e quasi di amicizia. Ci sentiamo, ma con tutti i ragazzi del cast devo dire che si è instaurato un rapporto di stima profonda, e non solo professionale, ma anche umana. Il mio sogno nel cassetto, il mio sogno nel cassetto, sicuramente continuare a fare quello che faccio perché lo faccio con tanto amore, ehm, riuscire forse un giorno a dirigere anche un film per il cinema, ma questo arriverà col tempo e col duro lavoro, sono sicuro che arriverà. I progetti per il 2006, i programmi per il 2006 e 2026, al momento sto lavorando a un'altra serie per la Rai che dovrebbe uscire ad autunno 2026. Non sappiamo ancora il titolo perché è provvisorio, quindi non dico niente anche un po' per scaramanzia, e vi ringrazio ancora per l'ospitalità e un saluto a tutti i followers di Sicilianaria.